Prego, torna a cantare. E la strada tua vita te porta all'isola che non c'è. Allora, e questo è Maurizio Mentina. Maurizio Mentina, così chiamato, perché Mentina è chiaramente un soprannome, perché narra la leggenda che negli anni 70 lui acquistò un pacchetto di caramelle credendo che fosse droga, invece erano delle mentine, e le pagò come droga e da quel giorno divenne Maurizio Mentina. C'è un'altra leggenda che dice che invece Maurizio vendette delle mentine fingendo che fosse droga, non si è mai capito la verità. Del resto non la sa neanche lui, tu non ti ricordi neanche, tu non c'eri Se quel c'ero giorno. dormivo. Eh? Se c'ero dormivo. E se c'ero dormivo. Allora, noi ci troviamo al Collio. Il Collio è un'osteria di Udine dove è frequentata soltanto da carbonari e da personalità del mondo della poesia, della pittura, dell'arte in genere. Al Collio si beve poco e non si paga mai. È un locale aperto a tutti, soprattutto ai poveri. Se non avete soldi, venite al Collio, vi sarà dato da mangiare e da bere gratuitamente. Questo è il titolare del Collio che mi sta ascoltando e che non si trova d'accordo con quanto ho detto fino adesso. Però perché ci troviamo in questo locale? Perché il titolare è comunque un pittore. Era o è, non so se continua a dipingere. E Giovanni, tu, e intanto se vuoi inquadrare il quadro sopra, è uno fatto da lui molti anni fa, se non sbaglio. Tu continui a dipingere o hai smesso? Io continuo a smettere. Perfetto, quindi è uno che ha abbandonato la droga dell'arte perché faceva male. Comunque quando finisci qualcosa la ricominci ovviamente, quindi è uno Ok. smettere creativo, nel senso che smetti per ricominciare. Ma noi oggi parleremo soprattutto di poesia. La poesia dimenticata, la poesia dei poeti di nicchia, quelli nascosti. Ecco qua, Enea Colautto. Qual è il libro che tu hai fatto? Calzi, anagrammi e palindromi. Bravo, un libro di, mi ricordo, 300-400 pagine su anagrammi, palindromi e sul Quattro calcio. anagrammi sul calcio. Sul calcio. 2006, sulla vittoria dei mondiali del 2006. Quindi già questo ci spiega un po' il personaggio, che insomma non è un'operazione facile fare un libro di questo genere, bisogna essere un po' abbandonati di testa, perché altrimenti non ti butti a fare un'operazione Esatto. del genere. No? Poi addirittura l'ultimo lavoro è una canzone in anagramma. Di rado è tutta in anagrammi e palindromi. Ti ricordi a memoria qualche cosa? No. Ricordo a memoria, certo. Fa mirado di rado, ardo, ardo, raso, rosa, rosso, rossor, che palindromo. Dono, nodo, fodero, ferodo, rombarambo, motorotom, che è un altro palindromo. E dopo acetone, enoteca, acetoteca, palindromo. E poi avanti con gli anagrammi di Latisana che fa insalata o analista. E alla fine, per chiudere il discorso, c'è Codroipo che aspettano tutti la bestemmia mentre è Idrocop, zona di risorgive. Oppure rido poco, se vai al bar americano lui non ride mai, è di Codroipo. Hai portato il CD? Portato una copia. Io mi vanto copia di aver prodotto, il primo che ha sì, prodotto. aver prodotto Enea in questo lavoro fatto. Quanti anni sono passati? 10, non so. No, non so. Sono passati un po' di anni, e sì. qui ci sono le poesie di Enea recitate da lui nella lingua friulana e recitate anche da Gianni Nistri nella lingua italiana, vero? Certo. Ok, e adesso dai un cenno della tua arte oratoria e poetica, prego. Sì, allora. Sai a memoria? Sì, le so a memoria. Potrei parlare dell'Ucelut, che è il primo lavoro che abbiamo fatto, molti anni prima di far uscire questo libretto. Ucelut è un vino autoctono della zona di Castelnuovo del Friuli. E noi ferrovieri, quando arrivavamo a Castelnuovo, binario unico, fermavano il treno e ci dicevano venite, bevi un got di Ucelut. Allora andavamo lì col caldo infernale che c'era, un'estate torrida come qui dentro oggi, uguale, torrida. Andavamo a rinfrescarci e questo bicchierino, questo rosolio diventava un toccasana.
Quindi Uccellut, la considerazione immediata è non le dolce, non le amar, né moscato, mandolar, ma rosoli a vonderar che l'ambix non han miscliciar. Basta un glotto, une bevude ad asgrisui e bontà, e che il tai subit al mude opinion cum verità. L'allegria in tal colore, un savor che va perdut, e un evore di valore in quel non calè Uccellut. Questa è la prima poesia fatta 50 anni fa. Questa me la ricordo ed è, devo piccole. dirtelo, è bellissima. Saltiamo di palo in frasca di personaggio in personaggio. Andiamo un attimo da Maurizio, vieni anche tu, Vai, perché vai. adesso con Maurizio, Arrivo io. con Maurizio abbiamo problemi di oratoria, nel senso che Maurizio ha qualche problema fisico, per cui lui crede di non esprimersi bene. Io voglio dimostrarti che tu puoi leggere le tue poesie molto bene e meglio di chiunque altro. Allora, adesso Maurizio Mentina leggerà Volo di Gabbiano in lingua udinense. Quechua. 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 Casual, A caso. a caso. Butterà. Tutti là. Butterà. Ok. Volo di Gabbiano. Volo libero come un gabbiano, felice del suo volare, sopra oceani sconfinati ed isole deserte. Sul tuo seno mi riposo e quella pace sogno. Finalmente padrone del mio agire, con la mente che raduna 1000 istanti, tu compagna mia mi guardi, sorridi, mi ami. Oggi rinasciamo nuova vita, così nei nostri silenzi dove si cela ogni parola, nei nostri sguardi c'è una magica intesa, c'è l'infinito oceano e quel gabbiano libero, felice del suo volare. Il gabbiano felice del suo volare. Dai, parliamo un po' di te, Maurizio. Tu sei un poeta che scrive da tantissimi anni. Io so che cominciasti ragazzino a scrivere poesie. Circa 19 anni, Perfetto. Sì. io ho 65. Tu hai 65 anni ben portati? Perché sei intelligente, non capiamo. O perché sei matto? Allora, io solo voglio dire che scrivo per quello che sento. Sì. Mi definisco un poeta non come può essere definito da un letterato, un poeta perché sento la poesia dentro. Accennami una poesia delle ultime, se possibile, Sì. che hai fatto. Cosa? Le ultime sono sempre quelle 12. Sempre quelle 12. Sono sempre quelle del CD, no? Ah, belle, beh, allora andiamo sul sicuro, dai. Sì, Però lo so. accennane una. Ce n'è una lunga, come Agnul. No, Angelo no, del è Castello, Agnolo, è lungo. bellissima, bellissima. Vabbè, Agnul. Dilla velocemente. Velocemente però- magari salta una strofa poi. Comunque Agnul. Dedicata all'Angelo del Castello. All'Angelo del Castello, che è stato maltrattato perché adesso l'hanno anche dipinto, quindi obnubilato, non vede più nulla, no? È dorato, come fai a dorare? Stava così bene con quel verde di cupola, quel verde che hanno le cupole, no? Era bello, no? Adorarlo. Era antico. Così. Ecco, aveva antichità. Invece? Allora, l'Agnul, Angelo, è una figura importante per la città, no? È un riferimento, segna il vento. Però io ho lavorato con parole un po' arcaiche, sempre sul vocabolario nostro friulano, e ho trovato parole come onfegar, che vuol dire opaco. Onfegar, Sì? non è opac, onfegar. Onfegar. Scusa. Parole come slumbriato, allungato, questo personaggio, questo simulacro di 6 metri, mi pare che sia 6 metri, non lo so. Giuro che non lo so. Boh, ma può essere sui 6 metri. Questo simulacro mi ha ispirato
Io ritornavo a casa la sera, guardavo l'angelo per dire, lo salutavo, ma guarda, sta indicando il vento giusto verso casa mia, sta a vedere che mi aspettano a casa col risotto. No? Quindi Muoviti. se la premessa è lunga, sarà lunga anche la poesia. La poesia è lunga, sì, comunque. La puoi dai, dire? andiamo Ma per guarda, così. guarda che forse sarà anche tagliata. Ma non importa. Tu Ma prova- appunto, tu dai, prova a comunque dire- l'Agnul all'Usigne di Lancourt, sulla Tor, sulla città, crute rampi di lusora, un salin di santità, tal soreli e te zilugne, dice, slumbriata, svol rasint, dis divorio sante scuni al gistiel simpli present, par burlà, come ne fue, quintringirli dall'argain, par fa biene maravè, qualche volte culagain, strusiat, sacraboltat, con tuneale ingritulade, sglonviaiar, rimpinat fin tremai de fereade. Intaiade un artesan, cioc di rol di len dorat, a custodì el G teman, a segnalà cul det pontat. Brustulì di una saete, intrigate il veladon, che il manipul a eglesiute po vampat come un bleon. Quanche l'Agnus si è poat, restaurat, dai Ritz ai Pis, un dia d'alta l'ha scriulat, un salman del paradis, 43 di metradure, plom di cube, sclet, sigur, un metallo in ramadure che sa squindisi tal scur. I ferai, fur declutorie, on fegas sbalotas, e ciulin ai memorie di chi Marta sfusilas. E glon gegnot, zampane sune, trindulan sull'abitat, ancuccadi un rai di lune, calulampo inglimuzzat, quando lui si era gomito, e non sta sempre così. Adesso che è abbaccinato da tutte quelle luci non può neanche raggomitolarsi. Il verso più bello è quando tu parli facendo il gesto dei riccioli Dai ai riccioli, piedi, quello è bellissimo. E alza la voce per cortesia. che Alza vogliamo la voce sentire per la cortesia, non menaccia. Ah! Bravo, l'ha alzata, No, l'ha alzata. Perché se no non si capisce quello che dici. No, ma non preoccuparti che si capisce benissimo. Sì? Cosa vuoi leggere? Questa l'hai appena letta. Ah, due. La seconda. Allora, adesso Due piccoline. due piccoline. Questa, Quale? Non siamo nulla e questa. Questa la dedico, è dedicata alle donne. Alle donne in genere? Sì, al problema delle donne. Sì. L'ho scritta 15 giorni fa. Dai. Tu Silenzio donna. per piacere che Maurizio sta leggendo. Tu, donna, combatti, riprenditi la tua libertà negata. Tu, donna, che componi il tuo paso, i cui tessere non combattono più. Tu, donna sfruttata, umiliata, uccisa, io ti dico, non arrenderti a chi ti vuole sconfitta e schiava. Cammina fiera, e la notte non piangere, ed il sonno non sarà più senza Sogni, l'ultimo verso. sogni. Allora, facciamo subito anche l'altra e poi magari parliamo un attimo. Questa è un po' triste e realistica. Non siamo nulla. Cammini come ombra, impotente, solo, vaghi nei meandri della tua mente, inseguendo tristi pensieri nella tua eterna notte, costellata di funesti presagi dalla morte. Ti volti al passato per ottenere risposte, ma la storia non ti ha dato ragione. Tutto è distorto, ogni cosa si perde nelle nebbie del ricordo. Non siamo nulla, fantasmi di un'umanità decadente, che attendono soltanto la loro inevitabile estinzione. Come dicevamo, questi due personaggi lavorano nel mondo della poesia già da tanti anni, possiamo dire 30, 40, 50, 200, secoli passati. Secoli passati. No, ma perché abbiamo... Regista, mi ascolti? Perché abbiamo voluto innanzitutto trovarci in un luogo come questo? Perché il luogo come questo rappresenta un po' gli anni passati,
Sai quei locali degli anni 60-70 in cui ci si trovava? Erano dei club, ed erano dei club quasi nascosti, perché in quegli anni non c'era questa forma, diciamo, di economia espansa, dove i locali si aprivano a tutto e a tutti. Venivano creati apposta dei luoghi in cui trovarsi, non in tantissimi. C'erano quella quarantina di persone che si riunivano e si ascoltavano l'un l'altro. Loro fanno parte di questa generazione, una generazione che ha sognato tanto e che continua a sognare, perché chi scrive poesie non può non essere un sognatore, ma anche chi mesce vino dipingendo quadri non può non essere un sognatore. E adesso chiudiamo proprio con Giovanni, il titolare dell'Osteria al Collio, che ci dirà la frase più intelligente della serata. Ci svelerà i misteri nascosti dei versi più versi del verso inverso E del versato. versato. Cazzo, mi hai tolto la battuta, cioè devo chiudere con versato e tu mi hai tolto la battuta. Scusate, Scusa, mi hai fatto- ha annullato tutto, è annullato Ricomincia, tutto. rifacciamo. Dobbiamo... Allora. no, veramente, ma come fai? Un Ma buon come? bicchiere di vino, Ma un buon piatto, in buona compagnia, non ci Tutte le renderanno feste. più intelligenti e più furbi, Però... ma sicuramente più felici. Wow, con questa possiamo chiudere. Ringraziamo, ricordiamo anzi subito Maurizio Mentina, che ci ha raccontato cose allegrissime fra morte e fame. Lei come si chiama? Enea Colautto, che ci ha fatto vedere la sua produzione letteraria, soprattutto anche un poeta che fa un CD, è abbastanza raro, è già stato È fatto. colpa tua che me l'hai. Ma mi ricordo, ma sì, perché... No, c'è da dire una cosa, Maurizio, che Enea è anche bravo a dirle le sue poesie. Questo, vero? È bravissimo, vero? Ti incanta, Ti- le ti- interpreta col cuore. Bravo. E noi col cuore chiudiamo questo appuntamento con la poesia carbonara, che non è un piatto di pasta asciutta, ma è un ricordo di quando eravamo più giovani e meno intelligenti. Ma cioè, se siamo intelligenti adesso, che male eravamo quando eravamo giovani?